fingere. In lacrime avevo risposto che nessuno mi aveva insegnato a morire e l'unica cosa che sapevo fare era guardarmi intorno e imitare gli altri, imitare la vita, respirare, mangiare, bere, senza averne bisogno, baciare il viso luvido di mio padre la domenica mattina, il bacio slabbrato di rossetto di mia madre. Tutto questo per me era come l'agitarsi convulso della coda appuntata di una lucertola. Le emozioni si esibivano in contorcimenti e vibrazioni che io ignoravo. Con il corpo ero già lontano e la mia coda era lì a esibirsi, a fare ciò che gli altri si aspettavano. Recitavo con tanto impegno che alla fine mi ero convinto anch'io. Cazzo, sei vivo, sei come gli altri. Ma quel giorno che con l'omero spezzato entrai nel pronto soccorso di San Giovanni, il medico di guardia urlò: stronzi, perché mi portate un cadavere? Lavatelo e mettetelo con gli altri, domani faremo l'autopsia. Eravamo in tanti nelle morgue, cadaveri gonfi di sogni e illusioni fermentate nella putrida e ristagnante assenza di vita. Gorgogli indecenti di liquidi biologici, scricchiolii di ossa e tendini che si contraevano nel rantolo odioso del rigor mortis. Ero euforico e urlai: ciao morti del cazzo, fatemi spazio, sono uno dei vostri. Tu pancione di merda, come sei finito qui? E tu culona con la fica depilata, chi ti ha squarciato la gola? Un cliente o il tuo pappa? Si alzarono fissandomi con le orbite buie di catrame e follia, mi sputarono parole taglienti di ghiaccio. Vattene, tu non sei dei nostri, puzzi di vita e allontani i vermi, vattene e torna da dove sei venuto, non ero abbastanza vivo per i vivi, non ero abbastanza morto per i morti. Questo brano qui mi ricorda moltissimo quando Pier Giorgio stava in rianimazione, perché lui unico, vivo, perché era sveglio, in mezzo a tutte le persone, tranne un malato di fronte al letto suo, un malato di sclerosi laterale amiotrofica, che però non poteva parlare, e gli altri erano tutti in coma. Qualcuno in attesa di essere espiantato, e questi erano 3 casi in quel periodo, e lui vedeva le corse dei medici intorno a queste persone che lui li vedeva morti, quindi lui stava lì in mezzo a cadaveri praticamente, perché sapeva benissimo questi non tornano più, questi a uno lasciano questa stanza e io l'unico sono ancora vivo, non sono abbastanza vivo per i vivi perché ancora non mi fanno tornare a casa, e quelli che venivano da lui non poteva comunicare, non poteva parlare, all'inizio perché era intubato e poi perché aveva grandi difficoltà e dolori. Quindi abbiamo comunicato nel modo migliore possibile. Quindi è veramente un brandello grosso di vita in queste pagine. Non so, io spero di non annoiarvi con queste letture, ma forse vi possono aiutare a vedere poi quello che lui vuole dire, in particolare quando parla anche di Dio, del perché era lì al mondo. Non dovrei essere qui, in un letto non mio, con una donna che non è la mia. Il tic-tac ossessivo di una sveglia che non mi ha mai svegliato e il torbido destarsi di questo palazzo che non conosco, o Cristo. I rumori osceni del risveglio borghese. Il Leviatano fa luccicare un sentiero dietro di sé. Direste che il mare profondo è canuto. Il vento della balena che vi inghiotte
ogni notte e ogni giorno vi vomita restituendovi agli ingorghi asfissianti di benzene e Marlboro miserabili, ACAP colati dal sartriano buco dell'incontro con l'altro, annullati nell'inseguimento dei consigli per gli acquisti, tatuati sul culo di un gigantesco Maori, ottusi luogotenenti del nulla sperduti nella metropoli di Fritz Lang, uomini grigi robotizzati dalla quotidianità, impastati di invidia e banalità, sbocconcellano gran turchesi innaffiati di «Oh caro, vuoi tè? Caffè? Milk?» «Grazie cara, preferisco un cazzo in culo e fare un pompino al capo-ufficio. Tu, nella tesa, tra un bridge e una canasta, tra le pinelle e la dichiarazione, puoi scoparti l'inquilino del piano di sopra, quello sempre abbronzato». Il maelstrom degli sciacquoni inghiotte le insoddisfazioni bulimiche del giorno prima. Big Mac, Coca-Cola, Parisini, merde anonime in viaggio riluttante degli intestini fognari della città aspirano alla catarsi artistica della Biennale di Manzoni, merda di artista in scatola. Non c'è giustizia neanche per loro, il borotalco nelle orecchie, i saluti, i convenevoli, prima lei, no prego, prima lei, l'imbarazzo degli ascensori, camere a gas di colonia e aftershave, le file isteriche alle fermate degli autobus, l'ambigua promiscuità, involontario e repellente contatto con sconosciuti accomunati dal mutuo da pagare, le vacanze da programmare, da promozione da aspettare, la scopata del sabato sera con il sottofondo del TG o la cassetta hard, catalizzatore per esauste fantasie e curiosità allegate nell'abbraccio del cashmere, nella sgommata del turbo o nell'ultimo quiz. Domanda da $1.000.000. Domani sarà un altro giorno? Non voglio più ascoltare, basta. Danzano gli xilofoni al grido metafisico dei tronchi soffocati nell'abbraccio mortale dell'edera. Non fa nessuna differenza. Giovane, vergine o vecchia mignotta, la tua canzone è sempre la stessa. Mi riempi gli occhi di fate morgane e la bocca di dragoncello, cuori d'ambra imprigionano gli insetti di tenerezze dimenticate. Una volta la mia mano stringeva sicuro il suo guanto di filanca beige e attraversare la strada non mi spaventava. Ora non ho più mani da stringere, né strade da attraversare. Questo guanto di filanca era il guanto della mamma quando lo portava ancora a spasso e gli faceva attraversare in sicurezza la strada. Nei cioccolatini sotto il cuscino e sorrisi alla finestra del ritorno nelle stanze dei giochi. Non c'è più nessuno ad aspettarmi. Adesso ogni amore comincia e finisce oltre la funerea maschera di marmo che mi inchioda al ruolo subordinato di padrone della mia schiavitù ontologica, macabro saltellare dei polpastrelli sulle costole, non ancora carezze, non ancora, ripulsa, come baciavi, come se tu volessi soffocarmi in una morte voluttuosa. Ecco, queste sono pagine durissime, anche critiche contro se stesso, per non essere riuscito magari già in gioventù ancora a trovarsi una strada, perché si era perso nella sua terribile e funerea, quasi potrei dire avventura, nella ricerca di sfuggire a questo tormento della sua malattia, che poi lentamente andava a peggiorare la sua vita, il suo corpo. D'altra parte, lui sentiva che il suo cervello, il suo pensiero, e anzi lo vediamo forse per questo più acutizzato, ancora più fresco, più vivo che mai,
in quel corpo che non voleva più ubbidire, che non sentiva più. Infatti abbiamo letto nell'altro brano che